Ci troviamo a Bussolengo dove presentiamo gli ultimi spettacoli dopo 2 settimane di permanenza con gli amici di Verona Report che ieri hanno partecipato al nostro spettacolo e siamo qua anche per celebrare il ritorno del nostro circo dopo che quasi 3 anni fa subimmo, insomma, come tutti, la tragedia del Covid che per noi fu veramente pesante, perché ricordiamo che arrivammo qui a febbraio del 2020 e proprio il giorno del nostro insediamento ci fu la proclamazione del primo e durissimo lockdown. Dovevamo fare 4 giorni di permanenza qui a Bussolengo, abbiamo scoperto che ci saremmo restati per 4 mesi. Fu una permanenza da una parte drammatica perché per la prima volta il nostro circo si fermava per tutti quei mesi, noi che siamo abituati a stare chiusi massimo 4 giorni tra una tappa e l'altra. E dall'altra parte abbiamo però scoperto la realtà di questa cittadina che si è subito dimostrata molto solidale con noi. I cittadini sono stati generosissimi aiutandoci in ogni modo e sostenendoci veramente fino al giorno della riapertura. L'amministrazione locale fu veramente generosa, concedendoci l'utilizzo dell'area gratuitamente, che sarebbe stato impossibile per noi poter continuare a pagare, e in più ci aiutò nel percorso di riapertura. Fummo all'epoca infatti il primo circo in Italia a riaprire e il primo spettacolo in tutto il Veneto a riaprire al pubblico. Ci fu una grande inaugurazione e mi ricordo che anche i colleghi degli altri circhi della zona arrivarono per partecipare a questo vero e proprio evento. E ora che tutto è passato abbiamo fortemente voluto ritornare qui in modo tale da far percepire alla popolazione che grazie al loro aiuto tutto era andato bene. E adesso siamo qua con uno spettacolo completamente rinnovato, un ambiente completamente rinnovato. In questi 2 anni abbiamo saputo sfruttare al massimo le possibilità della riapertura, impegnandoci veramente fino all'ultimo centesimo per portare qualcosa di nuovo. E infatti lo spettacolo sta riscuotendo un ottimo successo, abbiamo veramente un'ottima affluenza a tutte le aperture. E domani è l'ultimo giorno di permanenza con uno spettacolo speciale alle ore 16:30 e poi dopo, per chi non fosse riuscito a partecipare qui a Bussolengo, siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione anche dal comune qui praticamente confinante di Sant'Ambrogio di Valpolicella, dove anche lì porteremo per 2 settimane, dopo 4 anni di assenza da parte nostra, il nostro circo, con il weekend prolungato del ponte, di Halloween più tutti i santi e anche la domenica successiva. Quindi l'invito ovviamente è quello di partecipare a questo nuovo spettacolo che è veramente speciale. Abbiamo anche pensato di invitare chi magari non può venire fisicamente al circo di restare virtualmente grazie al web collegati con noi. Abbiamo una pagina Facebook Circo Grioni già seguita da più di 6.000 spettatori, dove anche voi, lasciando il vostro like, potrete vedere i nostri interventi, i nostri video, i nostri spettacoli e soprattutto sapere dove siamo tutto l'anno. Noi siamo permanentemente molto radicati nella provincia di Verona, sconfinando con le 2 province limitrofe di Trento e Brescia, e quindi in qualunque momento, anche in pieno inverno, sapete dove trovare un ambiente riscaldato ed accogliente dove venirvi a divertire con la vostra famiglia. Quindi ricordiamo la pagina Circo Grioni su Facebook.